il prefetto ha deciso di prorogare di altri 60 giorni la scadenza della zona rossa, e quindi si continuerà con lo stesso perimetro della zona attuale e con lo stesso andamento di controlli. E quindi senza soluzione di continuità fino ai primi di giugno, in modo da coprire, come recita anche la nota della prefettura, ponti e festività, escludendo ulteriori allargamenti ad altre zone del capoluogo. Restano zone rosse il quadrante di Via Roma, a ridosso della stazione, e quello altrettanto caldo di Piazza Borsa. Così ha deciso il prefetto Angelo Sidoti al termine del vertice convocato con forze dell'ordine, polizia municipale e sindaco. I cittadini manifestano soddisfazione e si sentono un po' più sicuri, quindi la percezione di sicurezza è certamente molto migliorata. Poi sono stati anche allontanati una quindicina di soggetti che quindi è stato dato un segnale forte. Di certo ha avuto un suo peso specifico l'ultima rissa, quella di sabato sera in via Zorzetto, con diverse denunce e 2 soggetti allontanati. Proprio l'allontanamento è uno degli strumenti d'elezione della zona rossa, con tutti i pro e i contro del caso. Talvolta non sono efficaci, perché si allontana una persona, si sposta e poi questa ritorna. Noi lavoriamo con gli strumenti che abbiamo a disposizione, poi attraverso le forze politiche, attraverso anche la presenza del ministro qui in città, dobbiamo lavorare perché coloro che compiono i reati finiscano in galera e non ce li ritroviamo in giro per le strade a compiere ulteriori reati. Però questo è un ragionamento diverso, che passa attraverso una vera riforma della giustizia, e quindi in questo momento però ci accontentiamo di questi strumenti, che sono strumenti importanti per le forze dell'ordine. Dunque Conte spera ancora nel guardasigilli e più in generale nell'azione di governo, ma non c'è soltanto la zona rossa a Treviso, presente al vertice in prefettura anche il presidente della provincia. Per quanto riguarda la Pasqua ci saranno dei controlli in più di routine, però nulla di cui preoccuparsi. Massima attenzione e continua il lavoro delle forze dell'ordine.